È stato previsto ed organizzato a livello centrale un monitoraggio molto puntuale sulle risorse che arriveranno e sulla loro distribuzione. È un fatto scontato che vi sono tentativi della criminalità economico-finanziaria, della criminalità organizzata di appropriarsi e di accaparrarsi queste risorse. L'attenzione sul corretto impiego dei fondi del PNRR è massima, lo dice chiaramente il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana, arrivato alla caserma Tommaso Mocenigo di Venezia per il passaggio del comando interregionale dell'Italia nord-orientale dal generale Bruno Buratti al generale Carmine Lopez. Tra un po' vedremo affluire dei fondi sia per le Olimpiadi invernali sia per il PNRR, quindi ci dovremo concentrare a seguito di un'analisi di rischio accurata su come verranno spesi questi soldi. Lopez torna a Venezia dopo un'esperienza quinquennale dal 98 al 2000 come comandante provinciale, dal 2000 al 2003 come capo di Stato Maggiore del Comando regionale Veneto. Nel passaggio di consegne con Buratti c'è un altro tema caldo. Sicuramente il tema della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia è sempre attuale. Nei momenti di difficoltà in cui c'è crisi finanziaria purtroppo c'è sempre chi è disposto a mettere sul mercato denaro che non costa e proviene da attività illecite. Su questo penso di essere attrezzato e ci spenderemo con tutta l'esperienza che porto con me e con tutta l'attenzione vigile su tutti i fenomeni di infiltrazione. Bruno Buratti saluta il Triveneto con un bilancio positivo, il fiore all'occhiello di un'operazione condotta a Pordenone. Abbiamo individuato un caso in cui un'impresa di diritto cinese riconducibile al governo ha cercato di assumere il controllo di un'impresa strategica che produceva droni e altro materiale d'armamento. È un caso che ha avuto risonanza internazionale in relazione al quale sono state poi adottate delle forme di cautela che serviranno a preservare le nostre imprese da queste forme di infiltrazione.